Questo è un emendamento che ci consente di porre una questione, a mio giudizio, molto seria, direi cruciale a questo Consiglio regionale. Posso fare un test, Presidente? No, di test di intelligenza eviterei. Collega Formaggio, non faccia outing in questa maniera, per favore. No, eviterei di fare test. Signori, lasciamo parlare il collega Camani. Eviterei di fare test di intelligenza e soprattutto di sottoporre a questo test il collega Formaggio. E volevo dire, siccome noi, al di là della retorica, delle responsabilità, delle battute e delle risatine, cerchiamo durante la fase emendativa, pur sapendo di non avere margini di vedere una parte delle nostre proposte accolte, proviamo a mettere in fila una serie di questioni su cui non ci dispiacerebbe aprire una discussione e, come delle volte è anche accaduto, in prospettiva cominciare a mettere a terra alcune azioni di intervento. Abbiamo parlato prima di trasporto pubblico locale, ora vorrei rivolgere alle colleghe, soprattutto ai colleghi, soprattutto a quelli che ridono, se hanno una vaga idea di quanto costi per le famiglie venete una settimana di centro estivo dentro una scuola paritaria, dentro un'associazione sportiva, dentro una proposta educativa delle parrocchie. Chi lo sa, collega Centenaro, quanto costa una settimana di centro estivo, secondo lei, più o meno? Collega Camani, non vada a provocare i singoli consiglieri. I tuoi figli vanno all'università, ma noi dobbiamo porci anche i miei figli non vanno ai centri estivi. Eppure, diciamo, prova a fare uno sforzo di costruire una politica regionale che non risponda solo ai bisogni della mia famiglia o del mio territorio. Allora, il tema è che ci sono circa tra le 9 e le 12 settimane di chiusura degli istituti scolastici, in Veneto come nel resto del paese. Le famiglie normali, anche magari che non hanno figli che vanno all'università, sono costrette a pagare centri estivi tra le 9 e le 11 settimane e il costo medio di un centro estivo, anche quello comunale, anche quello parrocchiale, anche quello della scuola paritetica FISM, è di circa 100 euro la settimana, che moltiplicato per 9-10 settimane sono 900-1000 euro all'anno per ogni figlio, per ogni famiglia, a prescindere e indipendentemente dal reddito, dal comune di residenza. Colleghi, lasciamo parlare la collega Camani, per favore. Allora, dicevo, mentre per altri servizi educativi o per altri servizi di infanzia, penso all'asilo nido, penso alla scuola materna, sono previsti dei bonus e degli incentivi nazionali e regionali per aiutare le famiglie in difficoltà, i comunali, per aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare il costo dei servizi educativi e di infanzia, i centri estivi sono i grandi esclusi da ogni tipo di politica pubblica a sostegno della famiglia. E noi costringiamo migliaia e migliaia di famiglie, anche nella nostra regione, a dover sborsare ogni anno 1.000-2.000 euro al mese per quelle 9 settimane dove non sanno dove portare i figli. In un contesto sociale, relatore Favero, dove le reti sociali e di welfare familiare si stanno allentando sempre più e sono sempre più le famiglie che hanno necessità di ricorrere a questi centri estivi per le settimane in cui le scuole sono chiuse perché i nonni abitano lontano, perché i nonni sono non autosufficienti, perché la madre lavora e non è nelle condizioni di tenere con sé i ragazzi a casa. Io credo che se noi volessimo fare un po' di innovazione sul welfare in questa regione, essere davvero quell'eccellenza che ci piacerebbe poter rappresentare, dare l'esempio, io credo che il tema di un rimborso, di un contributo, di un sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento dei centri estivi lo dovremmo provare a fare. Perché è una grande questione che, guardate, mette in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie in questa regione. Perché non so voi come siate abituati, ma avere 1.000-2.000 euro da spendere per i mesi estivi significa, quando va bene per molte famiglie,
utilizzare la mensilità aggiuntiva quando il contratto di lavoro lo prevede per pagare i centri estivi. Molte altre volte significa rinunciare alle ferie, rinunciare a altre cose fondamentali. Ora io so che questo emendamento non è accoglibile per ragioni di bilancio, però approfitto della presenza dell'assessore Calzavara e dell'assessore Lanzain per provare a porre questa questione al centro della nostra discussione e provare a capire se possono esistere, immagino per esempio come abbiamo fatto e sperimentato in questi anni in altri comparti, ricorrendo a una parte dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, come possono essere utilizzati per finanziare una parte degli asili nido, potessero forse essere utilizzati per sostenere le famiglie che si trovano a dover affrontare questo tipo di costo indispensabile, perché la necessità di trovare la possibilità di qualcuno che si occupi dei propri figli durante la chiusura estiva delle scuole, mentre i genitori però ancora lavorano, è fondamentale. Sarebbe anche, Assessore Lanzarin, un intervento intelligente sotto il profilo della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori, perché molte donne nella parte estiva dell'anno sono costrette a mettersi in ferie o a chiedere la maternità facoltativa che non hanno chiesto quando i bambini erano più piccoli, proprio per tamponare il costo enorme dei centri estivi. Io credo che questa sia una grande questione rispetto alla quale, se governeremo noi la prossima legislatura, sicuramente interverremo. Mi piacerebbe che, se anche non toccasse a noi, su questo tema ci fosse un'attenzione nuova.